All'appello del FAI hanno risposto quasi 8.000 cittadini e il loro voto preziosissimo ha contribuito a far eleggere i Serrai di Sottocuda luogo del cuore 2019. Il FAI ha assegnato 10.000 euro per la rinascita del celeberrimo canyon distrutto dalla tempesta Vaia. In particolare verrà realizzata una rete di pannelli informativi che rimanderà per approfondimenti a una piattaforma multimediale con contenuti prodotti anche grazie al coinvolgimento della popolazione locale. I lavori di sistemazione dei Serrai sono partiti a fine estate, ma la neve di questi giorni ha fermato il cantiere e non è l'unico. Lo stop riguarda praticamente tutti gli interventi in corso a Rocca Pietore, anche quello per la realizzazione di una diga antivalanghe nell'area sciistica Padon Marmolada e per l'installazione di esploditori di gas che arginano il distacco di slavine. Ma in quest'ultimo caso, più che di maltempo, bisogna parlare di burocrazia. Siamo stati mandati in VIA, quindi in valutazione di impatto ambientale. La VIA è una procedura abbastanza lunga e tenebrosa. Si è voluto anche accertare che non ci fosse sul posto nidificazione di pernici bianche. Avete sentito bene, pernici bianche, che poi i sopralluoghi non hanno trovato. I lavori, pur in ritardo di un paio di mesi, sono stati avviati. Sono abbastanza arrabbiato e anche un po' scandalizzato da questo, ma questo è quello che i sindaci sono portati a sopportare e che il cittadino non sapendo non capisce, no? A chiarire la situazione interviene il presidente della provincia. I ritardi non sono stati causati dalla provincia e il sindaco De Bernardin dovrebbe saperlo, già che quel sito appartiene a Rete Natura 2000 ed è di rilevanza comunitaria, spiega Roberto Padrin, che dice il primo cittadino di Rocca che è stata la società Padon Marmolada a inviare solo il 22 agosto le integrazioni richieste a maggio dalla conferenza dei servizi. Agli atti degli uffici provinciali, contrariamente a quanto sostiene De Bernardin, pare però non ci sia ancora nessuna comunicazione di inizio lavori da parte della società.